Giornata del dono nel comune di Dolegna del Coglio con la presenza dell'automoteca presso la cantina Jerman a Trussio. Una giornata importante per donare sempre con continuità, come ci spiega il presidente sezionale Sandro Zuppel. Nasce come nuovo incontro per i donatori della mia sezione di Dolegna e nasce per volontà di Silvio Jerman ospitarci nella sua cantina di Trussio, come anticipavi. Siamo fieri perché siamo in tanti e portiamo avanti ancora una volta un messaggio per i giovani che stanno entrando, si stanno avvicinando, e quindi a livello del comune ho visto che proprio aiutano in questo nostro scopo, nella nostra volontà. Ecco, questo per me è una grande soddisfazione. È una cosa importante, no? Sottolineare il fatto anche che il dono bisogna sempre farlo, perché non si sa mai nella vita, no? Non ci vuole tanto, è un concetto secondo me base. Non sappiamo quanto valga veramente i nostri 5 minuti, tendere il braccio per 5 minuti per aiutare il prossimo. E soprattutto permettimi di sottolineare, portate avanti anche un lavoro fatto in passato da colui che ha intestato questa unità. Il ricordo è sempre vivo, di Egidio Bragagnolo. Insomma, una persona che ha sempre vissuto anche per il sociale. È sempre stato con tutti noi. Io ho avuto modo proprio di iniziare con lui questa attività, questa carriera di donatore. Poi piano piano cambiano le cose, quindi cambiano i direttivi e tutti i giovani abbiamo preso, tra virgolette, il comando e stiamo portando avanti il sogno di Egidio di vedere tutti questi giovani in attività frenetica per portare avanti il messaggio. Senti, quanti siete che fanno parte del vostro gruppo? Un comune così piccolo siamo fieri di essere circa 80 donatori. Abbiamo coinvolto moltissima gente, non solo anche del comune, non lo so perché, ma vengono anche da fuori. Quindi siamo forse più belli, forse il terreno, forse il territorio ci porta veramente orgoglio di essere così numerosi. Poi abbiamo il Iudrio a pochi passi, una volta si diceva terra di confine, abbiamo le colline del Coglio e poi la Burda subito dall'altra parte, il sangue si sposa a dovere, no? Il sangue non ha confini, non ha confini tra, come dicevi, né fiumi, che qui divideva anche l'impero d'Italia dall'impero austro-ungarico, quindi il sangue non ha confine, non ha regioni, non ha province. Vedi, per concludere, prossima iniziativa legata al vostro settore? Ne abbiamo a breve, cominciano il periodo natalizio, siamo col gazebo della sezione, siamo a preparare il brûlé per la Santa Messa di Natale che viene qui proprio a Rutars. Successivamente abbiamo l'Epifania, il fuoco epifanico il 5 di gennaio, anche lì distribuiremo dolci per i bambini con tanto di befane e il fuoco acceso il 5. Ancora, allora. Grazie.